ospiti, alla mia sinistra il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, ben ritrovato. Alla mia destra invece la dottoressa Chiara D'Aggiao, consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia per il Partito Democratico, ben ritrovata anche a lei. Grazie dottoressa. Partiamo con Raffaele Padrone, anche perché si diceva prima, e lo si diceva anche per i medici, chi circola per strada si occupa non soltanto di fare la viabilità, ma tutelare la sicurezza di chi ovviamente circola, chi è negli ospedali, negli ambulatori, quindi i medici sono sempre in prima linea. Un po' di paura adesso comincia ad aleggiare, circolare negli operatori delle forze dell'ordine. Mi sembra che ci sia un caso anche di un militare contagiato a Milano. Ma innanzitutto bisogna dire che il contagio non è così facile come magari qualcuno può pensare, quindi voglio dire, la semplice stretta di mano si può dare ancora. Questa è una cosa che mi viene subito da dire, perché ne abbiamo sentite tante. Purtroppo sono queste che rovinano un po' tutto il sistema, tutti i social, tutte le cose. Si trova in questi giorni, ci si trova davanti a delle notizie veramente fantasiose. Il problema è uno: è chiaro che bisogna salvaguardare gli operatori delle forze dell'ordine, come lei ha detto, quelli che lavorano in prima linea. È in trincea, ma io non voglio usare la parola trincea perché sennò mi sembra che veramente ci sia scoppiata la guerra. Non è scoppiata nessuna guerra, è scoppiata un'influenza che è un po' più aggressiva forse in talune situazioni, lo spiegavano bene anche questa mattina alcuni virologi nella TV nazionale, e effettivamente facendo un po' di chiarezza di quella che è la situazione, perché oggi si chiama coronavirus, che ha avuto una trasformazione praticamente passando dall'animale al corpo umano, ma anche nel corpo umano si è già modificata per il corpo umano, e quindi si è adattata e quindi si trasmette con le stesse modalità che può trasmettere la cinese, la australiana e tutte le altre influenze, qualsiasi influenza a livello mondiale. Fattispecie il fatto che quando i medici dicono, è per questo che secondo il punto di vista di questo virologo, insomma sono medici e io lo ritrasmetto e sono concorde, quando si parla a inizio stagione, novembre, dicembre, 3-4 milioni di persone saranno messe a letto dall'influenza, nessuno ci fa caso, anzi polemiche l'abbiamo visto proprio quest'anno, i bambini non vanno vaccinati, no nelle scuole, no in questo, quindi voglio dire nulla è cambiato. Oggi cosa succede? Succede che si fanno i conti, 3 lì, 4 là, 5 là, allora cominciano gli allarmismi, ma allarmismi veramente che da paura. Ci sono, lei prima con gli altri ospiti ho seguito, non ci sono nelle farmacie e le mucchine, le mascherine e queste cose. Tra l'altro le mascherine, non so, spero di aver capito male del medico che era lì, ma lui diceva io non ce l'ho, ma serve, ha detto, per la trasmissione, quindi ragionando, se uno è ammalato deve indossarla, non chi ti riceve che deve indossarla, quindi non ho capito il discorso della trasmissione, però... No, ma lui spiegava, non era riferito a lui stesso. Gli ho fatto una precisa domanda, ho detto scusi dottore, ho detto devo indossarla anch'io oppure è necessario non indossarla? Perché la questione non si capiva se serve per prevenire o serve per non contagiare il prossimo. Lui dice no, serve per non contagiare il prossimo. E infatti la risposta è stata eloquente, quella del dottor infatti chi è ammalato deve indossarla, chi non è ammalato non deve indossarla. Infatti il dottor D'Andrea e nemmeno io almeno no, sa perché? Ho visto delle scene, no? Queste scene che si vedono in televisione, i telecronisti che vanno lì con la mascherina, non si sente neanche quello che dicono perché devono fare la scena, ma dà fastidio queste cose, perché poi la gente riversa queste fantasie nella loro vita. Ci sono delle cose assurde, ci sono supermercati che stanno, grazie di Dio, stanno guadagnando più di quello che stanno guadagnando a Natale. C'è sparita la mucchina, basta lavarsi con l'alcol, ma il problema, quello che voglio dire io, queste precauzioni di lavarsi le mani, tutto benissimo, ma deve entrare nella routine normale, perché tutti dicono fino al primo dobbiamo tenere questa linea,
ma anche il 2 dobbiamo tenere questa linea, o fino al 7, cioè fino a quando dobbiamo tenere questa linea secondo? È una regola che dovremmo tenere sempre, cioè non vuol dire che il 2 allora possiamo andare al cinema perché non è successo, Lei ha fatto c'è più niente. un'osservazione perfetta prima, ma io le rispondo, i centri commerciali, i negozi fanno business, no? Quello che preoccupa di più è la psicosi che si è ingenerata nelle persone, perché in altri momenti dell'anno i supermercati non sono così, Natale a parte. Certo, no. La corsa a prendere l'acqua, io ho visto la scena ieri, Ma acqua, ragazzi, farina e il gel per lavarsi le mani. è incredibile. Paura di rimanere senza. Uno esce Gli scaffali erano vuoti dopo. Siamo venuti qua Io stasera, vedo non anche è Chiara che... D'Azao che sorride perché Ma io credo anche lei abbia visto determinate scene. Sì, ma io, guardi, sono veramente sconvolto dalla gente, guardi, la colpa, torno a dire, è la colpa di queste cose qui, di questi social, di queste notizie che girano, tralasciando, ripeto, tralasciando le fantasie, le barzellette, perché tutto, ce n'è una bellissima, tutto arriva dal Papa perché ha dato una sberla alla cinese, cioè siamo arrivati a questi livelli, no? Allora, vabbè, voglio dire, guardi, l'ironia io invece voglio dire che quello che noi abbiamo fatto in polizia è una tipologia di prevenzione, come diceva lei all'inizio della domanda, è un'attività di prevenzione che abbiamo fatto perché noi veramente abbiamo contatto con tantissima gente, anche durante i controlli, negli uffici abbiamo fatto in modo che ci sia una tipologia di prevenzione più attenta in questo momento, e tutti i corsi sono stati sospesi anche per noi, le attività nazionali le abbiamo rispettate, quindi ripeto, è un iter che secondo me è eccessivo, ripeto, è eccessivo secondo me, perché se ci hanno detto che di stare così fino al 2, fino al 3, fino al 4, vuol dire che il 5 e il 6 stiamo bene, tutti guariti. Speriamo. Quindi possiamo darci la mano lo stesso? Ma ovviamente. Hanno detto che non si può darsi la mano. Facciamo uno strappo alla regola. Grazie intanto a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Invece sentiamo anche la parte politica, come sta reagendo. Abbiamo sentito prima il collega Tiziano Centis, reduce proprio dall'incontro che c'è stato in regione.